ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale di Domino. Stiamo invece a Portogruaro, torniamo a Portogruaro per parlare invece di quello che chiedono i commercianti del centro storico, ovvero è previsto ormai da diverso tempo prevista la chiusura del centro della città. Però i commercianti chiedono che insomma venga fatto qualcosa di più, non solo chiudere, ma che venga avviato un preciso programma. Sentiamo questa intervista a uno dei commercianti che rappresenta questa richiesta, ovvero Francesco Olivo. Il servizio. I commercianti del centro storico di Portogruaro sono stati avvisati in qualche modo di una prossima chiusura del centro cittadino, ma non tutti evidentemente nel ugual modo. Cosa succede? Ne parliamo con Francesco, tra i commercianti appunto della città dell'Emene. Ma i commercianti sanno da una decina d'anni che si parla della chiusura del centro storico, i commercianti sono sempre stati partecipi a questa forma di iniziativa da parte dell'amministrazione comunale, a patto che vengano realizzate una serie di opere che sono importanti per la chiusura del centro storico. Abbiamo inoltrato le nostre richieste ancora 10 anni fa, tuttora non sono state ancora fatte, quindi di conseguenza rimaniamo nella nostra posizione. Che cosa chiedete? Chiediamo che ci siano dei parcheggi adeguati nelle immediate vicinanze del centro storico, chiediamo che ci sia un arredo urbano decoroso per un centro così importante e chiediamo che ci sia anche una serie di iniziative che possano sostenere un'eventuale chiusura del centro storico, questo a livello promozionale proprio della città stessa, per avvicinare la gente a vivere il centro storico in maniera diversa. Queste sono cose che ne abbiamo discusso e parlato ancora 10 anni fa, ma allo stato attuale delle cose siamo ancora fermi al punto di partenza. Siete quindi favorevoli alla chiusura del centro storico? Non ci siamo mai detti contrari a questo, purché ci sia tutta una serie di iniziative a sostegno. Ne avete parlato con l'amministrazione comunale, che cosa vi ha risposto? Abbiamo inoltrato le nostre richieste a suo tempo ancora come Ascom, non siamo mai stati convocati a un tavolo dove si possa discutere in maniera aperta e concreta di questi problemi. Abbiamo avuto fino adesso solo delle comunicazioni, questa è l'ultima di una lunga serie che non ha portato assolutamente a niente di concreto, perché allo stato attuale delle cose il centro storico è ancora come era 10 anni fa. Quindi sì alla chiusura, ma comunque con un programma ben definito. Certamente, il programma ben definito è stato già definito a suo tempo, le nostre richieste le avevamo già fatte, le abbiamo presentate, il sindaco si era impegnato pubblicamente, parliamo ancora di 7-8 anni fa, adesso non ricordo precisamente, che si sarebbe arrivati a una pedonalizzazione del centro storico solo quando saranno fatte tutte le opere necessarie perché questo possa avvenire. Attualmente non è ancora stato fatto niente, noi rimaniamo nella nostra posizione, il centro storico non si tocca fino a che non ci saranno le adeguate opere necessarie. Ebbene, subito dopo la richiesta del commerciante di Francesco Olivo, siamo stati dal sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, per chiedere lumi appunto sulle richieste dei negozianti. Sentiamo. Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro. Signor sindaco, i commercianti chiedono la chiusura del centro storico come del resto voi stessi avete programmato, ma chiedono anche arredo urbano, chiedono eventi, chiedono insomma che un centro storico sia un po' più vivibile di quello che è. Ma diciamo che noi nel programma di mandato avevamo previsto anche questa possibilità. Stiamo lavorando da 2 o 3 mesi, siamo pronti per aprire un confronto con i cittadini delle categorie economiche, con i commercianti del centro storico, per cercare di condividere un percorso. È probabile che questo percorso non abbia della gradualità, abbia bisogno di essere misurato, confrontato, analizzato. Quindi dalla prossima settimana inizieremo questo percorso che pensiamo sia produttivo, il meno conflittuale possibile e che ci metta tutti assieme a lavorare per il bene di questa città. La situazione di crisi è forte, ce ne rendiamo conto, siamo però disponibili con loro e con tutti e con la città a trovare le soluzioni migliori.